Torneo di calcio a 5 qui a Santa Elisabetta per l'integrazione insieme ai centri di Racalmuto e Comitini in collaborazione con la squadra locale di futsal. Celebriamo una giornata di sport e di integrazione. Festeggiamo questa fine di anno, questo 2024, con tutte le nostre comunità sparse nel territorio della provincia e con la collaborazione della società di Santa Elisabetta di futsal, che sta registrando un buon successo anche all'interno appunto della comunità sabettese. È stato un anno molto importante per la nostra associazione, per i nostri beneficiari, trascorso in maniera abbastanza serena. Si registrano nel settore dell'immigrazione numerose variazioni e modifiche alla legislazione, un po' come ciclicamente succede in questi ultimi tempi. Decisamente le nuove previsioni normative danno ancora maggiore restrizioni per ciò che concerne alcune procedure, però evidentemente noi ci dobbiamo adeguare a quello che è la normativa del nostro Stato, e vedremo quali saranno appunto gli sviluppi nel prossimo anno e nel 2025. Un ringraziamento particolare va comunque ai comuni di Santa Elisabetta, al sindaco Gaziano, al comune di Recalmuto, al sindaco Bongiorno e al comune di Comitini con il sindaco Nigrelli, a tutte queste tre comunità che comunque ci accolgono da tanti anni e che diciamo, si mettono sempre a disposizione per costruire percorsi di integrazione. Un quadrangolare che fanno parte sia i ragazzi di Comitini, i ragazzi di Racalmuto e i ragazzi di Santa Elisabetta, che giocano contro la nostra squadra che gioca in Serie D. Il nostro è un paese dell'accoglienza e appunto per questo abbiamo voluto organizzare assieme alla nostra squadra questo quadrangolare natalizio. Tra le tante iniziative, la pastorale di Santa Elisabetta, un appuntamento importante negli anni, si farà anche il prossimo giorno dell'Epifania? Sì, anche quest'anno faremo 3 giorni dedicati alla pastorale del 6 gennaio, alla pastorale di Nardo. Partiremo il 4 di gennaio con la sagra della ricotta, il 5 con la sagra della pecora bollita e per finire festeggeremo la festa dell'Epifania con la festa di Nardo. Stiamo coinvolgendo un po' tutto il paese, la nostra realtà è piccola ma è abbastanza graziosa. E poi comunque abbiamo organizzato, partecipiamo a un campionato provinciale e stiamo anche organizzando questo tipo di iniziative perché ci teniamo molto all'integrazione, ai ragazzi è giusto che siano ben integrati, che partecipano attivamente a tutte le nostre iniziative e attività. Quindi bello e siamo contenti di questo. Li ringraziamo l'associazione Cometa perché senza di loro tutto questo non esisterebbe.